Case di riposo sono ancora una volta loro nel ciclone Covid-19. Il vicentino sembrava fino all'altro giorno immune ed invece si scopre vulnerabile. 15 case di anziani positivi alla residenza sanitaria assistita IPAB Trento. In centro a Vicenza, ad Asiago 50 ospiti su 60 sono positivi. A Gambellare e Altavilla impennata di casi. Una situazione che al momento sarebbe ancora sotto controllo. I pazienti sono assolutamente asintomatici, noi abbiamo solamente avuto 2 casi di ricovero che poi però tra l'altro prontamente sono rientrati in casa di riposo, hanno alcuni pochi sintomi tipo la febbre, un po' di tosse eccetera, ma sintomi assolutamente gestibili all'interno della casa di riposo. Ospiti tutti separati in apposite ale Covid. Nel frattempo è scattata un'operazione che prevede di effettuare tamponi a tappeto. Viene tamponato non solo gli ospiti, ma anche il personale dipendente delle case di riposo e quello che a qualunque titolo entra nelle case di riposo. 500 quelli già effettuati tra Altavilla, Orgiano, Gambellara, Due Ville, Valdagno e IPAB Trento a Vicenza. 63 i soggetti positivi. Attivata anche una task force che sta facendo il giro delle strutture, composta da un infettivologo che effettua una consulenza clinica, un igienista che verifica i percorsi in caso di isolamento e un infermiere esperto. Anziani a rischio e con loro anche il personale. Il materiale sta lentamente arrivando. Oggi se mi dice se siamo autosufficienti dico no. Tamponi effettuati anche il personale dello slotto, 3.200 dipendenti, di questi 82 quelli positivi. Intanto l'ospedale San Bortolo di Vicenza si arricchisce grazie ad una donazione di un nuovo ecografo polmonare per il monitoraggio dei pazienti Covid, che consente di non usare il tradizionale stetoscopio, ma appunto l'ecografia applicata al torace per lo studio del tessuto polmonare profondo.